Amici di Sportisili, buon pomeriggio. Un saluto dal vostro Marco Genduso qui per commentarvi Merlo Calcio 5 e Vigor San Cataldo, ottava giornata del campionato di Serie C1 Girone A. Importante, che potrebbe fare raggiungere il prima possibile questo grande obiettivo. Inizia anche la sfida dunque, con il primo tocco verso Molinaro. In questa conclusione provata con Dori, buono qui con il fisico a lavorare, buon Giovanni per Davi che è tanto veloce e molto largamente seduto, secondo palo! Con Dori! Quasi ci ha voluto smentire, dicevamo non segna forse troppo, ma adesso sblocca la partita e fa 1-0, però che palla di Davi qui! Mezza 2, palla incollata sulla suola, che partita già per il giovane, poi Martorana salta tutti, Taormina! Non si fa beffare! Poteva forse fare un tocco morbido sotto, non lo ha fatto. E qui Taormina ha risposto presente. Poi Davi può ripartire con tecnica, cerca il dribbling, gli riesce Davi, apparecchia con Dori, per Davi! Cosa hanno combinato quei due? 2-0, gioca benissimo adesso la Merlo. Buon Giovanni per Condori, riparte contropiede, Davi la controlla, Davi ancora, deviazione doppia! Davi finta, rischia tanto ma ne esce benissimo Davi, che giocatore! Poi apparecchia per Condori, Davi ancora! Come prima! 3-0! Ma quando questi due passano il pallone è veramente un pericolo per tutti. 3-0, Tris, Davi ancora! Fischio, va Bon Giovanni, la traversa, la spaccata da Nino Bon Giovanni. Niccoli contro Rizzuto, lo sfida, calcia con il mancino e poi sul secondo palo arriva il gol di Agnello, l'ha toccata lui per ultimo. 3 assist sul gol di Agnello, poi con la punta Alessi la mette sotto la traversa, 3-2. Non è abituata forse anche alle temperature serali, tanto palla bassa, Molinaro, c'è stata una deviazione chiaramente ed è 4-2, Molinaro non gli consente di andare nelle zone più alte, Molinaro nasconde il pallone, poi carica la conclusione che poi porta 5-2, dice troppo facile forse ripartire Davi, poi in mezzo a due Davi riesce comunque a passare, Davi e poi la parata da parte di Camilleri, però c'era almeno un fallo, diciamo almeno uno perché forse erano anche due, giallo per Niccoli al centro per la conclusione immediata da parte di Toscano, Taormina mette le mani entrambe, Russo, Niccoli, Agnello ancora centrale e funziona questo schema, l'avevamo appena detto, è sempre lì Toscano, sempre centrale, gol del 5-3, ma nel frattempo time out. Niccoli apre per Marco, una scivolata di Condori, che partita, Davi! Ne fa uno più bello dell'altro, salvo Davi, probabilmente la chiude pure, 6-3. Lì imbucata, Agnello la mette lì verso Toscano, poi Molinaro! Fa pure questa! Ma che giocatore è Mario Molinaro? 7-3. 1-2 con Condori, palla di ritorno, Molinaro può attaccare la porta, salta l'uomo, Molinaro! 8-3, segna anche lui! E poi forse vuole fare un'esultanza. Manca veramente pochissimo, Macaluso, Martorana, e va bene così, perché finisce la partita. Infatti finisce la partita, il triplice fischio mancava soltanto a questa telecronaca. 8-3, vince, convince la Merlo Calcio 5 che vince con il risultato di 8-3.